Ciao, sono Cesare di Un Sorriso in Più. Io sono quello delle avventure. Oggi ve ne presento una un po' particolare. Non siete abituati a vedermi in macchina? No, normalmente usiamo altri mezzi, ma oggi invece partiremo con la mia macchina e ora scopriamo perché. Ecco cosa c'è dentro la macchina. E allora l'avventura è assicurata anche oggi. E ci troviamo più in alto. A presto. Eccoci qui. Siamo in Svizzera, abbiamo attraversato Lugano e siamo saliti in Valcolla fino a Bidogno. Lassù, i Denti della Vecchia è una montagna che si può scalare abbastanza facilmente, anche se da qui sembra molto impervia. Ed ecco qua pronto il mezzo per la nostra avventura. Fra poco partiamo. Ecco, qua inizia la nostra salita. Dovremo fare quasi 1000 metri di dislivello e quindi forza, gambe e spalle. Guarda che bella fontanella e laggiù la vallata dalla quale siamo saliti, Tesserete, e giù in fondo c'è Lugano che da qui forse non si vede ancora, lo vedremo magari più in alto. I soliti incontri casuali e gli animali che di solito nelle mie escursioni mi fanno compagnia. Eccoli qui, sono qui all'ombra, stanno uno accanto all'altro, questi sono cavalli e giù lì un bel gruppetto di asinelli. Che bello incontrare questi animali liberi. Siamo già saliti parecchio, ma ne abbiamo ancora un bel po'. Qui siamo arrivati in un angolino molto bello dove quando si sale a piedi si può fare anche colazione. Da questo tornante c'è una splendida vista sul lago di Lugano. Laggiù c'è il lago di Lugano, il Monte Paradiso e giù in fondo il Generoso, il massiccio del Generoso. Qui girando a sinistra vediamo i Denti della Vecchia e tutte le montagne che circondano questa meravigliosa valle. Ho trovato degli amici strada facendo che vi vogliono salutare. Cari amici, un saluto da questa splendida strada che ci porterà su al Monte Bar. A voi che siete lì, vi salutiamo, ciao! Ciao! Avete visto? Che bello, ogni tanto si fanno dei bellissimi incontri. Qui il panorama, siamo al Motto della Croce, qui il panorama si apre ancora di più. Laggiù vedete addirittura il Sacro Monte di Varese, poi il Monte Bisbino, il Generoso, il Monte San Salvatore e tutta la piana di Lugano con il lago. È bellissimo qua su. Siamo arrivati alla capanna Monte Bar, 1610 metri. Una volta questa era davvero una capanna, adesso è un moderno ristorante, però è sempre un punto d'appoggio, è diciamo una meta abbastanza importante perché la strada a salire offre un notevole dislivello e dalla capanna, come potete vedere, c'è il panorama che avevamo visto prima dalla strada. È un posto suggestivo, molto bello. Tappa intermedia, ci rifocilliamo e poi ripartiamo. Avevo dimenticato di farvi vedere la vetta del Monte Bar, dove si può salire a piedi e in inverno anche con gli sci. E un'altra curiosità, laggiù in fondo, se riuscite a vedere, sulle ultime cime c'è ancora la neve. Ma che belli! Che razza saranno? Guardali qua, tutti così, tutti, bellissimi. Eh? Cosa sei tu? Scopriremo di che razza sei. Stiamo arrivando, la meta è vicina, eccola laggiù. E tutte le montagne intorno. Arrivati, siamo al passo di San Lucio. Questo che vedete in primo piano è il cippo di confine italo-svizzero e difatti, se vedete, di qua è Svizzera e dall'altra parte
Italia. Qui c'è la Valcolla e siamo sul versante svizzero, mentre se andiamo appena pochi metri più in là guarderemo di sotto e vedremo la Val Cavarnia in Italia. Diciamo che è un posto molto particolare, era naturalmente un luogo di contrabbando a suo tempo e adesso è diventato un luogo di turismo. Ecco laggiù i paesi della Val Cavarnia. E una volta giunti quassù non si può non ammirare la stupenda chiesetta di San Lucio, questo splendido campanile, il portico all'ingresso, ed è una magnificenza che rimane immutata dal secolo XIV. Segna esattamente il passo, è sul territorio italiano la chiesina ed è una cosa fantastica, è molto bella, peccato che io l'abbia sempre trovata chiusa, sarà aperta forse durante le feste, però guardate che bella. Guardate che bella la Val Cavarnia, guardate che montagne, che profondità, che paesi fantastici, un panorama davvero eccezionale. Casco ben allacciato, bicicletta pronta, un'ultima particolarità prima di scendere. Il rifugio svizzero, con la bandiera svizzera, che in questo momento non sta sventolando, pazienza, e appena qua sopra il rifugio italiano con la bandiera italiana, logicamente. Siamo sul confine. Pronti per la discesa? Arrivati, anche il ritorno non è tutta discesa, ci sono ancora delle belle salite. Vabbè, complessivamente abbiamo fatto 5 ore di bicicletta, più qualche sosta per rifocillarsi. È andato tutto bene comunque, il giro lo conoscevo e lo voglio rifare tutti gli anni ed è bellissimo. E così con la mia bici che sale in macchina per tornare a casa insieme a me, vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ok? A presto!